Bentrovati, oggi parliamo di una storia di vita, di felicità, di realizzazione, di senso della vita, che parte però da lontano, parte da momenti bui, dalla strada, dal tunnel della droga, ma poi c'è stata la grande trasformazione e il grande successo. Stiamo parlando di un gruppo musicale, si chiamano Reale, girano tutto il mondo dal 2009, in questo momento si trovano proprio a New York, ma arriveranno anche in Sicilia, per la precisione a Catania il 25 maggio a San Giovanni Galermo. Una sorta di magia, di più che magia, un evento straordinario, attesissimo e di cui vi parleremo, ma vogliamo subito conoscere e vi facciamo conoscere i nostri ospiti. Collegato da New York abbiamo Alessandro Gallo, che è voce e chitarrista del gruppo Reale. Ben trovato Alessandro, sta andando alla grande. Buongiorno. So che sta andando benissimo il concerto, voi girate tutto il mondo, ne parleremo fra pochissimo. Con me c'è Alessandro Giuffrida, che si considera un amico della comunità Cenacolo, dove è partita tanti anni fa questa esperienza musicale, ma tu sei un ingegnere nella vita e poi adesso stai avendo il compito di portare proprio qui in Sicilia questo gruppo, organizzare un po' questo evento che sta richiamando grande attenzione, tantissimi fan che vorranno partecipare al concerto dei Reale. E abbiamo anche padre Salvatore Bucolo, ve lo ricordo, è il direttore dell'ufficio pastorale per la famiglia della diocesi di Catania. Ben trovato padre Salvatore. E anche a lui si deve come dire, questa opportunità di sentire proprio qui nella nostra città, a Catania, il gruppo Reale. Alessandro Gallo, vengo subito da te. Allora, la vostra storia, eri un ragazzo, cercavi probabilmente il senso della vita, ma eri molto arrabbiato, avevi dentro il cuore tanto odio forse per tutto ciò che non riconoscevi come buono? Esattamente così, sì. Sono stato un ragazzo inquieto, non mi bastava mai nulla di tutto quello che mi trovavo davanti. Ci tengo a dire, ecco, così che la mia famiglia è una famiglia cattolica, credente da sempre. Quindi c'è stato un momento in cui io ho girato le spalle a determinati valori, credendo che la felicità fosse in quello che il mondo propone, quindi nelle cose più facili. E cercando di adeguarmi a questa ricerca, in realtà mi sono trovato solo più da solo, triste e che la vita perdeva senso ogni giorno, finché appunto non c'è stato l'incontro con i difetti che avevo, ed ecco, questo è stato il mio incontro con Dio. Non è stato niente di mistico, non è stato niente di trascendentale, ma è stato un incontro con delle persone, dei ragazzi che hanno sofferto prima di me e che hanno saputo amarmi per quello che ero. Da lì poi c'è stato questo fascino verso il cammino di fede fatto di questa concretezza, che mi ha portato poi a rimanere in comunità e a convertire non solo la mia anima ma anche tutti i miei talenti. Quindi mentre se prima di entrare in comunità la mia musica era un rock arrabbiato, da quando ho cominciato questo percorso in comunità la mia musica ho sentito di voler trasmettere speranza attraverso le mie parole e le mie melodie, che poi sono diventate le parole e le melodie insieme a mia moglie, insieme ai nostri amici del progetto che viviamo oggi come Reale. Eh sì, perché sono tantissime le famiglie, i giovanissimi che accorrono ai vostri concerti e dobbiamo sfatare anche uno dei tanti luoghi comuni che questa sera spero di poter sfatare assieme a voi. Uno, il luogo comune dello sfigato cattolico che in certi valori che ricercano la felicità in cose che poi magari non possono dare nulla se non far precipitare in un baratro. Sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Noi abbiamo la grazia di lavorare e conoscere da vicino migliaia di giovani e specialmente questi ultimi 2 anni, grazie ad un progetto che stiamo vivendo in collaborazione col Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, che ci ha portato appunto, come raccontavate prima, in tutto il mondo.
siamo stati a Londra, Norimberga, Mostar, New York, tant'è che ci torniamo, Fortaleza, poi a Lisbona, alla GMG. Veramente raccogliamo le confidenze attraverso messaggi privati nei social, via mail di migliaia di ragazzi, e come dicevi tu, più che una scelta di male consapevole, c'è proprio da parte loro una solitudine. Cioè la nuova droga, se mi permettete questo termine, che noi stiamo raccogliendo da loro e attraverso la nostra esperienza, è una solitudine forzata un pochino da tanti modelli sociali, primo fra tutti i social network, che ti isolano un pochino, e quindi l'abitudine alla solitudine poi non ti coinvolgere nella fede. Un nuovo modo di vivere il rock, sicuramente, tanto che quando Alessandro e padre Bucolo, che adesso sentiremo, mi hanno proposto, insomma insieme abbiamo pensato a questa trasmissione, sapendo che eravate a New York, ho detto ma una band che suona fino a tarda notte, conoscendo un po' le abitudini degli artisti, dei cantanti, ho detto in questo momento a New York sono le 8:30 del mattino, ho detto ma si saranno svegliati, e se poi si addormentano e non si collegano, come facciamo? E invece no, uno stile di vita sano, tranquillo, ti fa svegliare al momento giusto, anche se la sera prima hai tenuto un concerto con migliaia di persone. Padre Bucolo, vengo subito da te. Allora, questa idea di portare a San Giovanni Galermo il gruppo Reale, come ti è balenata in mente? Perché sai e conosci tanti fan, o perché hai piacere, insomma, di far vivere questa esperienza in Sicilia? Allora, io ho avuto la fortuna di conoscere la comunità Cenacolo di Madre Elvira. È stata per me una grazia, perché lì ho visto come Madre Elvira, una donna che molti di noi magari non conoscono, ma tanti altri abbiamo conoscono. Abbiamo la foto di Madre Elvira, credo. Sì, l'ho ha girata. Salvato Eccola. Tanta gente. E Madre Elvira è colei che anche ha salvato Alessandro, ha salvato Francesca. E come è arrivato in Sicilia? È stato tutto utilizziamo noi la parola caso, ma forse è coincidenza, perché Dio si serve di vie misteriose per fare cose straordinarie. Loro avevano già in programma un concerto a Marsala, proprio qualche giorno prima, tramite Alessandro che si trova in studio, la proposta di farli passare a Catania, perché loro da tempo volevano ir a Catania, solo all'inizio ci sono stati tantissimi impedimenti perché loro potessero venire qui. Ma voi sapete che gli impedimenti sono sempre da giovamento. Poi io, quando pensavo che ormai era impossibile, perché fa un concerto sapete che c'è una preparazione, una macchina straordinaria per poter preparare, mi sono rivolto a padre Catalfo, il quale voleva fare qualche evento per i giovani. Io, così parlando del più del meno, ho detto sai, ci sono i Reale che a Marsala fanno un concerto, chissà se li facciamo passare a Catania. Ma la frase la buttai così perché sicuramente mi diceva di no. E lui, con mia grande sorpresa, parroco quasi ottantenne, mi disse ma che problema c'è? Io lì rimasi molto stupito e lì capii che si poteva fare qualcosa di grande, qualcosa di nuovo, a tal punto che adesso il 25 maggio avremo la band Reale qui a Catania. Qual è la cosa bella di questo concerto? Poco fa l'ha detto Alessandro, cioè Dio non ci chiede di diventare ciò che noi siamo. In fondo Alessandro era uno che faceva il suo lavoro con rock, aveva questo carisma. Uscendo dalla comunità Cenacolo da Redento, poi nella sua storia ho ascoltato qualche sua testimonianza, ha scoperto che Dio non gli chiede di essere diverso da quello che è, ma di essere quello che è. La musica rock è il suo carisma, è il suo dono che il Signore ha fatto, ma utilizzare ciò che è per l'evangelizzazione. Poi comprendiamo bene che non c'è cosa più bella di ascoltare gente redenta, gente che ha incontrato il Signore in modo inaspettato, e sentire il rock come strumento di evangelizzazione, parole molto semplici. Io consiglio a tutti gli ascoltatori di
proprio cercare Reale, Beth, ci sono dei vari canali e vedete che sono parole molto semplici, molto chiare, incisive, che entrano nel cuore e che tra l'altro, cosa straordinaria, vanno bene per tutti. Io dico dal grembo materno fino ai 100 anni e più, perché è una musica, una parola che parla a tutti. Per cui per me è una grazia del Signore avere questa band del Reale. Io spero che a Catania sia valorizzato perché probabilmente molti non conoscono ancora. Non li conoscono, ma li conosceranno e li stanno conoscendo attraverso questa nostra trasmissione. Il 25 maggio, Alessandro, quindi stai organizzando questo concerto, ma tutto parte anche da te, da questa amicizia con il gruppo, con la comunità Cenacolo. Anche tu hai conosciuto Madre Elvira e hai potuto vedere, fra virgolette, i piccoli e grandi miracoli che avvengono in questa comunità dove si trovano tante persone in difficoltà con varie dipendenze dalla droga e come accennava anche Alessandro Gallo, adesso ci sono anche tantissime altre dipendenze che sono quelle del gioco, del sesso. Ecco, la tua esperienza, la tua famiglia, tutti quanti siete fan dei Reale? Assolutamente sì, i miei figli, il più piccolo ha 4 anni e già conosce le canzoni a memoria. Ah, quindi le canta? Sì, le canta, gioca da sola con le macchinine, con le piste e canta per i fatti suoi. La cosa bella è quella che da padre mi sento di testimoniare questo. Tutte queste non sono chiacchiere, sono fatti concreti. Sono cose che si percepiscono, per cui quando tu vai verso una direzione come questa e incontri la comunità Cenacolo, conosci il Reale, conosci l'ambiente di tutta la comunità Cenacolo, ti rendi conto che è una cosa vera che riguarda anche te. Non sei venuto dalla droga, non stai venendo da... che c'è una testimonianza che è vera, una testimonianza di vita reale. Ed è quello. Proposito, Alessandro, tra poco ti chiederò perché avete dato questo nome al gruppo. Prima di darti nuovamente la linea vorrei ricordare il nostro numero WhatsApp, che è il 342 7455 005. Se volete rivolgere una domanda ad Alessandro che è collegato da New York, ve lo ricordo, a Padre Bucola, ad Alessandro Giuffrida che è qui in studio con noi, volete conoscere qualcosa di più di questa band che si chiama, la cui musica è un rock cristiano, una band di musica cristiana ma non certo musica così melenza o con frasi sdolcinate. Infatti se siete curiosi andate a vedere un po' dei loro video e di loro canzoni e capirete di cosa stiamo parlando. Andiamo in pubblicità e tra pochissimo ci ritroviamo qui per parlare ancora del gruppo Reale e del concerto che fra qualche giorno sarà proprio qui a Catania. Ed eccoci ancora qui a parlare di una esperienza artistica, esperienza cristiana. Abbiamo intitolato questa trasmissione Reale, che è il gruppo di cui stiamo parlando, tra Dio e rock. Alessandro Gallo, voce e chitarrista dei Reale, in questo momento è collegato da New York dove appunto si stanno tenendo diversi vostri concerti. Perché avete dato questo nome al gruppo Reale? Reale è stato il mio nome d'arte mentre cercavo di diventare famoso per i cavoli miei, però era inteso come Reale, era un nomignolo che mi aveva dato mia moglie. Quando poi c'è stata la decisione, la conferma, insomma, che avremmo fatto questo percorso, siamo stati una notte che noi chiamiamo dell'innominato a cercare un nome per questo progetto di Christian Music. Ne abbiamo sparati un sacco di idioti. Quando poi verso la mattina mia moglie mi ha detto il nome c'è già, rimaniamo Reale, ma tutte le maiuscole le facciamo diventare minuscole e Reale non sarà più nel senso di regale, ma nel senso di concreto, cioè ci auguriamo una concretezza ed è stata una profezia perché ci è rimasta attaccata questa concretezza di una missione, più che noi la chiamiamo una missione, una professione al servizio di una missione. Esatto.
Stanno scorrendo intanto sul nostro schermo alcune vostre frasi di canzoni dove appunto tu e la tua band parlate di questo di amore, di questa scoperta, di questo amore che è dentro ciascun uomo, di questo grandissimo desiderio di felicità che alberga nel cuore di tutte le persone, di tutti i giovani, ma che non è facile trovare. Non è facile trovare perché spesso lo si cerca in attività che poi alla fine sono distruttive per l'essere umano. Sì, allora io non so se esiste un modo giusto di cercare, perché io stesso ho sbagliato tanto nella vita e sono testimone che ancora oggi è difficile, soprattutto per i ragazzi. C'è ancora molta più confusione di quando ero ragazzo io, c'è molta più fluidità, per usare un termine che oggi va molto, e se ci pensate noi pretendiamo che i nostri ragazzi siano fluidi, ma la maggior parte di noi adulti formatori li desidera fluidi perché possano stare dentro qualunque recipiente, e io invece sono... come diceva prima il Don, per fortuna il Signore e la conversione non mi ha fatto il lavaggio del cervello, cioè sono rimasto me stesso e cerco di far capire ai ragazzi che convertirsi vuol dire questo, cioè vuol dire rimanere te stesso con i talenti che hai, con i sogni che hai, così come sei, anche con i difetti a volte, che però usati nel bene possono veramente cambiare il mondo. Perché i ragazzi ancora oggi non è vero che rifiutano Dio, non è vero che non vogliono avere valori, è che non hanno esempi di adulti felici, perché se noi per primi, formatori, sacerdoti, educatori, insegnanti, credenti, non siamo felici nel trasmettere la fede, cioè usciamo dalla messa annoiati, tristi, arrabbiati, come prima, perché loro dovrebbero entrare in chiesa? Allora la mia rivoluzione, chiamiamola così, che in realtà è la rivoluzione della chiesa, perché noi ci stiamo confrontando col cuore della chiesa, chi lavora in Vaticano, chi è intorno al Papa Francesco, cioè io sento questo fermento e questa voglia di autenticità, di far capire che vai bene così come sei, solo resta con noi. Perché i ragazzi uniti in un valore buono sono ancora la rivoluzione che questo mondo sta cercando, e quella pagina di Vangelo di 2000 anni fa funzionano ancora oggi nella vita di tutti i giorni. Per questo facciamo quello che facciamo. Bene, Padre Bucolo, cosa possiamo aggiungere a questo bellissimo discorso di Alessandro Gallo? In fondo Alessandro sta dicendo una cosa così forte, ma anche così immediata. La fede in Cristo ti consente di essere autenticamente te stesso. Questo purtroppo non passa tanto nelle nostre chiese. A volte si pensa che essere cristiani significa avere una forma diversa di quello che si è, o a volte essere alienato dal mondo. Invece, secondo me, questa band reale ci testimonia nella concretezza, non solo ci comunica, ma ce lo fa vedere che essere se stessi è ciò che la fede cristiana ci annuncia, e alla fine quando è se stesso è veramente felice. Stanno arrivando tantissimi messaggi, credo facciano piacere a tutti i nostri ospiti. Intanto diverse persone che vi conoscono e che sono felici adesso di vedervi a Catania, altri ci chiedono come poter assistere al concerto. Basta andare su Google e cercare Reale a Catania e avrete tutte le specifiche, avrete anche l'indirizzo, come prenotare. Tutto sarà spiegato bene. Poi altri salutano Alessandro Gallo, altri salutano Padre Bucolo, e insomma è un tripudio di messaggi
di persone contentissime di questo spazio che Telecolor sta dedicando a questo gruppo, la Christian Music. Si chiama così, musica cristiana e rock puro, che piace tantissimo ai giovani, ma che porta con sé dei messaggi di fede, di speranza, di amore vero, di fratellanza, senza usare parole melensi oppure... Assolutamente così. Sì, Alessandro lui. Sì, Alessandro, un Alessandro no, la conferma arriva da entrambi, da chi propone il concerto, quindi da Alessandro Gallo, che assieme ai componenti della band ha questo riscontro immediato, ma io ho anche qui in studio la testimonianza di un papà di famiglia, hai 4 figli, tu nella vita fai l'ingegnere, quindi sei così, però sei anche amico della comunità Cenacolo, hai conosciuto quindi queste 2 bellissime realtà. La cosa bella è che sono i miei figli a chiedermi di andare alla Festa della Vita, per esempio, che è una festa che organizza la comunità Cenacolo ogni anno. Si è cominciato nel 10° anno di vita della comunità Cenacolo. Ogni anno, nel periodo della Madonna del Carmelo, si festeggia questo anniversario con una mega festa con persone che vengono da tutto il mondo. È un ambiente, un clima meraviglioso di festa, di gioia, si balla, si canta, si prega, ci sono testimonianze, ci sono spettacoli con musical entusiasmanti. E questo si trasmette, si percepisce, si apprezza, si porta a casa, si custodisce e poi si ha voglia di condividere con gli altri. Quindi quando c'è una proposta buona, sincera, con dei buoni contenuti, proprio con la sostanza, come possiamo dire, no? Ecco che le cose arrivano, i messaggi arrivano. Ma posso portare anche un'altra testimonianza, il fatto che a tante persone che incontriamo, che non conoscono il reale, basta dire ascolta una canzone, persone che al di là del credo, dell'età, dell'ambiente, della cultura, li ascoltano e riconoscono che in quel testo c'è la loro vita e ci si può rispecchiare, perché si riconoscono. Lo può dire sicuramente Alessandro meglio di me, questi testi li ha scritti ma parlano del loro trascorso, non sono scritti a tavolino così. Alessandro Gallo, siamo quasi in chiusura, quando ti avvicinano i ragazzi dopo un concerto, ecco, cosa ti dicono, a parte immagino i complimenti, ecco, ti fanno delle domande ben precise, vogliono da te, come dire, un ulteriore messaggio, ti fanno delle richieste, ti raccontano la loro storia? Sì, guarda, ti dirò di più. La sparo un po' grossa. Quasi non importa la musica nella nostra missione, è più il rapporto umano che si ricerca. Cioè, noi facciamo circa 2 ore di concerto e poi ci fermiamo, soprattutto Francesca e io, 2 ore almeno, di solito, a parlare con le famiglie che sono venute lì, con i ragazzi che ci consegnano le loro difficoltà, con le mamme che vengono a consolarsi per la fatica dei propri figli, con sacerdoti che hanno dei casi particolari in parrocchia. Cioè, in realtà la nostra missione, diciamo così, la musica e lo spettacolo è una grande scusa per volersi bene, per dare una speranza, per incontrarsi in un luogo fisico e cercare di abbracciarsi spiritualmente. Quindi assolutamente sì, i ragazzi alla fine dei concerti vengono a parlarci, ma non solo, continuano a scriverci per anni. Cioè, abbiamo ragazzi che ci hanno raccontato tutto il loro percorso scolastico ed è bello perché il nostro concerto diventa un piccolo centro di scambio di conoscenze. Cioè, se in quel momento, non so, sappiamo che è presente una realtà che lavora con i tossicodipendenti, se ci arriva quel problema indirizziamo direttamente i ragazzi a quel banchetto, oppure c'è un sacerdote che si occupa di coppie e c'è una coppia in crisi, allora
e poi si scambiano i numeri di telefono, cioè noi siamo testimoni di gente che si è conosciuta e poi sposata ai nostri concerti, di ragazzi che sono venuti ai nostri concerti con un certo tipo di cammino di fede e poi sono diventati sacerdoti, diciamo che è una scusa per vivere la fede nella pazzia di Dio, la chiamo io. Bellissime queste tue affermazioni, davvero. In chiusura possiamo dire, Padre Bucolo ha sottolineato come Dio non ci chiede mai di essere diversi da quelli che siamo, ma semmai vuole la nostra felicità e vuole tirare fuori i talenti che forse nemmeno noi conosciamo e ce li vuole fare, come dire, mettere a disposizione degli altri, della nostra vita, in maniera tale che tutto venga arricchito, non solo la nostra vita ma anche chi ci sta attorno, la società in cui viviamo. Chiudo con quest'altro messaggio. Conosco i cenacoli, dice una signora, specificatamente quello che si trova a Lourdes. Lì avvengono tante grazie, bravi i Reale che contribuiscono a diffondere il messaggio di Madre Elvira. Altri messaggi ci chiedono appunto come fare a partecipare al concerto dei Reali. Ve lo ricordiamo, andate su Google, cercate Reale concerto a Catania e lì avrete tutte le informazioni che desiderate. Io veramente ringrazio tantissimo e faccio i miei più sinceri in bocca al lupo a Alessandro Gallo, lo ricordiamo, che è voce solista e chitarrista dei Reale. Quanti siete nel gruppo? Allora, sul palco 7, di tutta la carovana della speranza, come la chiamo io, siamo circa 12, tra tecnici, video, social media manager, case discografiche e vari. Siete da diversi giorni a New York, rimarrete ancora a lungo lì, so che avete girato... Guarda, torniamo domani, abbiamo fatto 2 concerti belli intensi, però torniamo domani. E avete girato veramente il mondo. Ricordiamo solo alcune date se vuoi, ma veramente tantissimo avete girato e adesso tornerete in Italia. Sì, quest'anno è l'anno italiano. L'anno scorso abbiamo girato il mondo, quest'anno ci dedichiamo all'Italia e in particolare finalmente al sud Italia, dove ci sono tantissimi giovani che ci chiedono di venire. Era ora. E siamo felici, era ora. Siamo felici, saremo a Marsala, Catania, Napoli, probabilmente anche in Sardegna riusciamo ad andare quest'anno. È bello, una bella avventura. Bene, grazie. Allora in bocca al lupo ai Reale, grazie a Padre Bucolo, che tutto vada secondo le tue aspettative, e grazie anche ad Alessandro Giuffrida che ci ha testimoniato come dire, la sua storia di amicizia con il cenacolo di Madre Elvira e la sua anche, come dire, il suo fascino che ha per questo gruppo. Assolutamente grazie confermo. A tutti, grazie anche ai colleghi che ci hanno seguito in regia e grazie a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.